raga, ciao a tutti, come il veneziano, inizia una nuova stagione con la Ducati che è veramente una gran moto, secondi per pochi millesimi da Marquez. Ma fioi, ci divertiamo, la moto è bellissima, l'ho fatta blu e verde e giallo fluo e niente fioi. Allora, controllo consumi, soft e niente raga, andiamo per cominciare la grande, la terza stagione che deve essere quella del grande passo, del grande balzo verso la gloria. Vai raga, per 10 millesimi non prendiamo la pole. Vai. Si parte, Gran Premio del Qatar, prima tappa di un mondiale che secondo me sarà super avvincente in questo terzo anno. Ok, si supera Vale, ma comunque non una brutta partenza. Adesso bisogna capire se c'è margine per andare a prendere sia Rossi che Marco Marchetto. Takemo. Una bella qualifica, una partenza che adesso mi lascia un po' basito, non pensavo di perdere la posizione che sul quarta. Piano come, con calma. Allora, ma Quartararo è veramente una merda, però impressionante Quartararo, ti viene sempre addosso. Così questo inizio. Però sarà una stagione vincente, lo so, me lo sento. Non aumenterò ancora il livello, ve lo dico già, non mi interessa perché posso anche vincerle tutte, ma è anche troppo con comunque sta spada di Damocle dei danni e degli errori comendiani. Chiaramente i tre giri non si possono mettere in carriera, vabbè, peccato. Facciamo sto giro in miscela 2, poi però andiamo subito di miscela 1, se no non finiamo la gara. Sarebbe bello, comunque la moto bellissima a mio parere, veramente bella con il casco, tutto quanto. Vai fioi. Non sono lontani Vale e Marquez, bello lottare con Marquez e soprattutto Vale. Devo dire che la moto ce l'ho simile a quella di Vale, comunque. Però voglio questi colori, però con la scritta Kuma in arancione, con l'ape. Con l'ape assassina, The Killer B. No, Moto italiana, pilota italiano. Sarà bello nelle gare italiane con pilota italiano, moto italiana, circuito italiano. Buon inizio comunque adesso, dai, dopo devo capire se c'è margine per superare Vale. Questa è un po' la mia curva e la sbaglio, ma zio Ken. Una serie di curve obbrobriose. Vabbè, calma veneziano, calma. L'importante è non cadere, non far danni. Veramente la Ducati è veloce, una bella moto. Se vediamo anche in Moto 2 e Moto 3 come andiamo, dobbiamo seguire perché è bella sta cosa. Dobbiamo cucire la distanza almeno da Vale. Solo che Marquez comincia già a volare, la cosa non mi piace. Vai raga, vai raga, vai raga. Pastes di Marchetto. Pastes di Marchetto, che è veramente un fenomeno, purtroppo. Noi possiamo ancora dire la nostra. Secondo posto, se non sbagliamo, non è impossibile.
veramente i ritiri dobbiamo scordarceli, se vogliamo lottare per il mondiale. Teniamo un po' lunghi, ma in Qatar possiamo anche permettercelo. Devo ancora prendere confidenza con la moto. Nei test ho scelto aggressiva e velocità massima, quindi un po' scorbutica, un po' burbera diciamo, però bella cazzuta. Infatti ho sfiorato subito la prima pole position. Stiamo riprendendo Vale, lo stiamo ripigliando. Non è impossibile prendere Rossi, ve lo dico. Manca quel qualcosa però. Dai, una bella scivolata di Marquez. Qua mi sono avvicinato tanto però, Qua mi sono avvicinato veramente tanto. Fatti un bel giro di veneziano. Come me lo sono preso con la scia. Questo è un gran sorpasso. E Rossi deve andare all'esterno. Siamo secondi, Beppe. Adesso bisogna capire se c'è margine per tenere lontano Rossi. Soprattutto se posso tentare il miracolo Marquez, anche se mi sembra un po' inappropriato come discorso. Marquez è di un altro pianeta e Rossi è comunque vicino. Secondo posto che ci metterei 10 firme. Comunque, mamma mia, comunque subito lotta a 3. Comunque Marquez lo vedo, non è scappato via, questo è importante. Comunque Marquez è qua, è là, è davanti a noi ma non di troppo. 2 secondi, in carità non sono pochissimi, ma neanche un'eternità, solo che sto sbavando un po' troppo. Purtroppo addirittura perdo 3 decimi. Mamma, qua l'ho rischiato troppo però. Marquez è imprendibile, Marchetto è imprendibile purtroppo. Marchetto imprendibile. E qua faccio una curva che è peggio del culo della Bindi purtroppo. Marquez ancora di un altro pianeta. Per questo MotoGP abbiamo visto che le cadute sono dietro l'angolo sia per me ma anche per gli avversari. Bisogna capire se Marquez magari può avere un crollo delle gomme più del nostro. Qua recuperiamo anche parecchio, Insomma 2 da 2, 6, 4 decimi recuperati questo giro. Crediamoci, non è impossibile, manca un giro e mezzo. Questa moto è sviluppata pochissimo ma è già una gran moto. È già una moto degna di nota. Ho rischiato troppo però, ho preferito inchiodare. Marquez non lo prendi Marquez. Altra categoria Marchetto Marquez. Però noi abbiamo una bella moto, questo terzo anno come indiano. Dopo un 10° posto in primo anno, un 7° nel secondo. Qua vogliamo spaccare.
Madonna, sto giro veramente brutto, eh. Ho cominciato bene ma finito malissimo. Gara molto regolare, nessuna caduta per il momento, stiamo zecco, l'ho detto. E si va per il final lap indiano. Gapri, in questo giro ho perso un secondo pieno. Tanto il quarta supera Rossi. Crisi per Vale. Crisi per Vale. Buon vantaggio sul secondo, andiamo tranquilli, non tanto Marquez non lo prendi più, solo una caduta ci può dare la vittoria. No, mamma mia. Buono. Ok. Molto bene. 1,5 da quello dietro, dal quarta. Dai, come tieni duro le ultime curve. E portiamo a casa un importantissimo secondo posto alla prima gara in Qatar. Ci siamo. Marchetto vince, ma devi stare attento perché il Cume non scherza quest'anno. Buono. Tra poco la regia ci porterà in zona. Molto bene. Very good. Forse non sarà riuscito a vincere la gara di oggi. Eccolo ma qua. Senza dubbio ha regalato una prova maiuscola. Gli applausi di squadre e tifosi sono certamente meritatissimi. CV7. Guardalo che bello. Un podio di questi tempi vale moltissimo. La MotoGP sì. non ha mai avuto tanti piloti così competitivi nello stesso momento. Oggi sono stati loro ad avere la meglio e meritano questi festeggiamenti. Bravo Cume. Ok. Ok. Allora, 20esimo. Mamma mia. Moto 2 bene. Moto 3. Bisogna sviluppare un po' le moto, Moto 2. Sviluppo. Madonna. Ci vorrà un po'. Ora intanto potremo fare queste. Ok. Più 5 abilità massima. Facciamo anche le qualifiche. Più 3 affidabilità. Facciamo meno spese. E questo, ok, quindi Moto 2 la stiamo sviluppando intanto. E stessa cosa Moto 3. Ok, speriamo di non andare in bancarotta. Ok,
Basta, sì, madonna, non più scaper, eh? È ufficiale. Buono, prossima gara. Austin, raga. Mamma mia. Vabbè, speriamo di far bene perché sennò siamo già a meno 130. Vai che si gode. Raga, pazzesco. Prove libere, tutte. Qualifiche, tutte. Gara, tutte con pioggia battente. Mai vista una roba del genere. Cioè, mai vista, veramente. Ok. E andiamo, raga. Pole position di 3 decimi in vantaggio con la pioggia a un ritmo superiore. A mio parere possiamo vincerla questa, ma stiamo buoni, stiamo calmi e stiamo tranquilli. Ok. Go, si parte. Dai che Marquez fa lo scivolone, me lo sento. Lo scivolone marcheziano. Butto io all'interno, t'ho fregato Marchetto. Ciao Marchetto. Il quarto è fuori. Io ho fatto... No, guarda, no, però è Dovi. È il Dovi. Miraggio, anche Miraggio, la pioggia è abbastanza pericolosa per tutti. Yellow flag. Ma pioggia così tutto il weekend, tutto l'uvole contro gocce, cioè spaventoso. Però con queste condizioni secondo me sono io il top player. Il top driver, anzi, non driver ma driver, ricordatevelo. Dopo sono 5 giri da cardiopama perché con la pioggia basta veramente un attimo e ciao. Vediamo se riusciamo a prendere un bel vantaggio e poter tra virgolette gestire. Però sta moto c'è. Sta moto veramente c'è. In qualifica e prove libere mai nato lungo, in gara vado lungo. Ma zio Ken. Ma zio Clark Kent. Dai raga, dominiamola. Andiamo verso la gloria eterna. Piano, un po' lungo, queste condizioni poi durissima. Aspetta che devo anche cambiare la miscela, se no finisco la benza. Abbiamo sprecato tantissima benzina, speravo con la pioggia un po' meno, invece ugaz. In caso mettiamo miscela a zero, valutiamo perché siamo veramente a corto di tutto. Però abbiamo un bel passo, cioè è vero che non abbiamo un vantaggio di 2 decimi, però 3 decimi adesso. Però mi sembra che stiamo pitturando. Manca ancora una vita. Fuori Dovi, ai male, fuori Dovi. Quindi Marquez forse, infatti Marquez torna secondo, che sfiga, oh. No. Ok, dosa, come dosa. Un diluvio veramente infernale.
Fioi. Adesso però voglio la scivolata di Marchetto, ti prego regalamela. Ma quel Dovi sta cercando di recuperare, ma sarà dura per lui. Fastest. Per tutta un'altra moto, ragazzi, questa comunque. È tutto un altro mondo. Proprio non c'è paragone. Certo è vicinissimo Dovi. Ma possiamo levarci tante soddisfazioni. 3 decimi su Marchetto, è qua. È durissima, raga. Stiamo guidando anche bene, ma Marquez è attaccato. Sì, Marquez è qua, raga, Megoglioni. È pazzo, ma cosa ha fatto Marquez? Cosa mi ha fatto Marquez? Mi ha umiliato qua, Mi ha veramente umiliato. Sorpasso la campione purtroppo. Se la vedo duretta. Però sembra veramente sfida Marquez veneziano. Non molla, attenzione, Alex Marquez, non ci credo, sono caduto anch'io. La moto non sembra incredibilmente aver problemi, se con la pioggia andavo lento, non lo so. Ai però. Questo errore mi costa tanto. È arrivato subito il primo errore, diciamo non mi è costata la moto, escargot. C'è la pioggia, sto facendo vittime, che bagnaia. Incredibile. Adesso prima vittoria rimandata in Ducati purtroppo, zio Ken. Siamo quinti, c'è andata veramente di lusso, ma veramente di lusso in realtà. Dai Marquez, ti prego, scivola. Niente. Marquez non scivola, niente da fare. Siamo scivolati noi come dei polli. Dovizioso, vedi, anche Dovizioso, cazzo. Alla fine è caduto anche lui, ma è addirittura davanti a me. Bisogna sperare nell'ultimo giro in qualcosa, perché abbiamo visto che le scivolate sono tante, però non sono letali. Non sono letali. Se un po' di fortuna succede qualcosa davanti, la vedo difficile, però non si sa mai. Vediamo se riesco a prendere il podio. Lunghissimo.
Inizia l'ultimo giro, provo a rischiare la miscela 2. Vediamo se è fattibile. Attenzione Marquez! Ma è caduto Marquez. E anche Dovizioso, tutti, non ci credo! Non ci voglio credere! Non ci voglio credere. No, non era Marquez. No, sono un pippone. Non era Marquez. Siamo comunque secondi, ma non era Marquez. Sto sperando, pensavo di essere il primo. Pensavo di essere il primo. Non ci credo. La pioggia ha fatto tante vittime. Ma Marquez si salva, non ci credo. Non ci voglio credere, mi sentivo primo. Mi sentivo già primo. Ci mettere miscela a 0 anche. Non ci credo. Non ci voglio credere. Ci ho sperato. È incredibile, mi supera Petrucci. Sempre con miscela a 0 anche. Ma zio Ken. Incredibile. Gara incredibile. Un po' come l'Austria del primo anno. Come si butta, un grandissimo sorpasso però questo è. Questa è una curva di merda. Ma no, ancora caduta. 2 che è, vabbè, sono un coglione però. Ci salviamo ancora dove va, incredibile, ma qualcosa di incredibile. Gara stranissima. Vada tutti che hanno problemi, raga, eh. Perdiamo il podio così, vai. Perdiamo il podio così. Marquez vince, 2 cadute, ci siamo salvati. Non so neanche come onestamente. Ah, ci ho provato e prendo anche la penalità. Forse arrivo quinto. 2 cadute e mi salvo, come tutti gli altri. Gara che non so, oserei dire stranissima, quarti. Peccato. 2 cadute. Non si è ritirato nessuno, immagino. Ah no, 2 sono comunque ritirati. No, 3. Non so cosa dire, raga. Siamo secondi nel mondiale, 50-33, già meno 17, 2 vittorie per Marquez. Peccato. È successo il finimondo. Soldi ne recupero qualcosa? Sì, pochissimo però, mamma mia. Vediamo i nostri amici. Mamma mia. Sì, ma se vanno avanti così, cioè... La vedo un po' dura, eh.